Streetnews.it, la nostra redazione è qui per seguire un evento molto importante a Cicciano e allora eccoci qua che abbiamo invitato il sindaco di Cicciano, il dottor Raffaele Arvonio, salve, e da lui vogliamo sapere un po' le impressioni riguardo questa manifestazione. Sì, una 4 giorni che ci vede fare un tuffo nel 500 praticamente, quindi una volta l'anno svestiamo i panni istituzionali per entrare nei panni del Palio dei Quartieri. Penso che sia un obbligo da parte di un'amministrazione andare a valorizzare quello che è il patrimonio storico, artistico e culturale del proprio paese. Noi lo facciamo con tutte le associazioni, con la Proloco che ci supportano in questa manifestazione e sono fondamentali. Lo facciamo grazie a questa sinergia e anno dopo anno il Palio sta rinascendo, quindi sta ritornando agli albori di un tempo e di questo ne siamo fieri. Beh, sindaco, allora abbiamo detto una 4 giorni, quindi che prevede un susseguirsi di eventi. Che cosa prevede il programma? Sì, si è appena conclusa la corsa delle botti, poi domani già dalle ore 11 ci saranno le registrazioni RAI qui in Piazza Mazzini, perché poi domani sabato alle ore 14 ci sarà la diretta RAI con TG3 itinerante, quindi anche da fuori regione, anche da fuori provincia, quindi a livello nazionale ci potranno ammirare su TG3. Poi domenica mattina ci sarà qui sempre in Piazza Mazzini una grande rappresentazione con antiche arti e mestieri e poi nel pomeriggio la consueta e bellissima sfilata in abiti d'epoca. Beh, la storia si rinnova di anno in anno qui con la tradizione del Palio dei Quartieri. Sì, una bellissima tradizione e la cosa bella è che c'è sempre di più un coinvolgimento da parte dei giovani, quindi sono loro il nostro futuro e anno dopo anno vediamo un bel coinvolgimento da parte delle giovani associazioni soprattutto. Grazie. Grazie sindaco di Cicciano, Palio dei Quartieri, streetnews.it. Un ringraziamento a voi di Street News, grazie per quello che fate. Ed eccoci qua, c'è stata la finalissima del Palio dei Quartieri, la corsa delle botti qui all'interno di questo straordinario evento a Cicciano che è il Palio dei Quartieri e ha trionfato il quartiere Limarenda, ha trionfato grazie a questi ragazzi che presentiamo che sono Felice, Gianmichele e Saverio. Benissimo, e allora parlo con Gianmichele, raccontaci un po' che cosa è successo durante la finalissima. Sì, è stata una gara molto difficile, combattuta specialmente all'inizio e i ragazzi hanno già un po' di esperienza negli anni passati, quindi hanno saputo affrontare gli avversari in modo ottimale, direi. Bene ragazzi, allora com'è stata emozionante anche quest'anno? Tantissimo emozionante. Soddisfatti per la vittoria? Sempre, è un onore vincere con il nostro quartiere. E allora, complimenti a voi, complimenti al quartiere Limarenda, dal Palio dei Quartieri, da Street News, è proprio tutto, uno straordinario evento, vi aspettiamo qui a Cicciano, estate! Ai nostri microfoni il presidente della Proloco di Cicciano, signor Pietro Bernardo, eccoci qua per raccogliere un po' di quelle che sono le impressioni riguardo a questa manifestazione, il Palio dei Quartieri. No, questo è un periodo che io non ho impressioni perché dobbiamo lavorare, quindi mi fa piacere vedere molta gente qui. Spero ancora di riportare molta altra gente perché qui siamo un gruppo nuovo che stiamo lavorando. Stiamo cercando di lavorare bene, quest'anno abbiamo rifatto i portali che da 3-4 anni non c'erano più, abbiamo riportato un po' di armonia in questo paese, speriamo che i molti ciccianesi a cui piace la festa si diano da fare a darci una mano, perché abbiamo bisogno di una mano. Come disse il nostro amico sindaco di Occa, loro fanno la damigella del re con 11 associazioni, noi siamo un'associazione con l'amministrazione comunale, stiamo cercando di portare avanti un discorso che speriamo duri nel tempo. Allora Pietro, io volevo chiederti a questo punto, anche per coloro che invece non conoscono nulla del Palio dei Quartieri, in breve che cos'è il Palio dei Quartieri a Cicciano? Il Palio dei Quartieri ormai è una cultura rinascimentale, noi con il nostro palazzo qui, il fossato che abbiamo, cerchiamo di riprodurre, di
quello che accadeva. Di ritornare al 1500 quando si viveva, non dico meglio, ma si viveva bene e quindi stiamo cercando di un ritorno al passato. Poi per la storia abbiamo il nostro storico, io sono solo il presidente con cui scambio i doni grazie al furore che ci delizia con le sue bottiglie di vino. Noi ringraziamo il presidente della Prologo Pietro Bernardo e ci ritroviamo per una estate davvero calda e piena di eventi. Grazie, un saluto a Street News e a tutti gli amici che ci seguono. Streetnews.it, siamo qui con l'ideatore Silvio Napolitano. Ciao, buonasera, benvenuto. Perché ideatore di street food che ci sarà dove? Qua a Cicciano, allora ci sarà un evento unico mai organizzato nell'Agro Nolano, fortunatamente lo portiamo noi qua a Cicciano. Lo street food è un cibo da strada, è nato a Londra e si è diffuso in tutto il mondo, soprattutto in Italia, in Alta Italia e adesso anche al Sud Italia. Quindi ragazzi vi aspettiamo in tanti, mi raccomando non mancate, questo evento è organizzato da Street Food Napoli Show in collaborazione con Street News di Davide Napoletano, che adesso lui vi spiegherà un po' lo spettacolo. Allora, caro Silvio, ricordiamo le date. 7, 8 e 9 luglio, ragazzi vi aspettiamo in tanti, questa è una novità assoluta. Vi Quindi, faccio vedere già musica, cibo, musica live, animazione, street food e street art, anche artisti di strada come maghi, giocolieri, sputafuochi, tutto ci sarà. Insomma un evento a 360 gradi. Allora, Davide Napoletano, ovviamente streetnews.it ci sarà per riprendere tutto l'evento e soprattutto per la direzione artistica dello spettacolo. Allora sì, infatti lo spettacolo ci saranno vari artisti nazionali, poi artisti di strada, ospiti a sorpresa nelle date 7, 8 e 9 luglio, tutte le sere animazioni e concerti, quindi non mancate, vi aspettiamo, venite qui, vi divertirete insieme a noi, articolo, foto e video su streetnews.it. Allora grazie, la redazione ringrazia Silvio e ci ritroviamo presto con Street Food Mi qui raccomando, a Cicciano. dove vedete questo saremo noi, vi abbraccio, vi aspettiamo in tanti. Grazie, buonasera.